Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, sono il maestro Fide Nicolo Napoli e anche quest'oggi ho il piacere di mostrarvi una partita che ho trovato particolarmente interessante. La partita in questione è stata giocata pochissimi giorni fa nell'isola spagnola di La Palma, dell'arcipelago delle Canarie, e vediamo con il bianco l'attuale campionessa spagnola in carica Sabrina Vega Gutiérrez, maestra internazionale, e con il nero un pari categoria, quindi un altro maestro internazionale molto giovane di 17 anni, Pedro Antonio Gines Esteo. E la partita è iniziata così, quindi è 4-C6 e per i più attenti stiamo già trattando un'apertura che abbiamo visto in altri video, quindi l'apertura Caro-Can. Il nero dopo D4 prosegue con D5, quindi variante principale, stiamo affrontando appunto una Caro-Can e qui il bianco decide di giocare 5, quindi variante di spinta dove si considerano le mosse accettabili dell'apertura, comunque le mosse principali, o alfiere F5 o C5. In partita è stata giocata C5, lo vedremo tra un po'. Qualcuno potrebbe pensare, magari potrei anche giocare 6, perché effettivamente questa è la stessa struttura pedonale che potrei ottenere con la difesa francese, però c'è una differenza. La differenza è che il bianco qui ha un tempo in più, quindi ha una mossa in più che, diciamo, a parità di sviluppo, quindi cercando di giocare posizioni simili a quelle della francese, il bianco avrà più facilità nell'attaccare l'arrocco corto del nero. Quindi anche se c'è una similitudine dobbiamo sempre cercare delle differenze, e la differenza di avere una mossa in più chiaramente facilita l'attacco. E in questa posizione sono state anche provate altre mosse, tra cui anche H5, che è una mossa di attesa interessante. Diciamo che il nero gioca una mossa, è vero che è un pedone del proprio arrocco, se io da nero arroccherò corto mi troverò magari senza il pedone H che potrebbe aiutare la mia difesa, però una mossa di attesa per capire cosa voglio fare il bianco. Se il bianco continua il suo sviluppo con una mossa come cavallo F3, qui sicuramente alfiere G4, dopodiché dato che il mio alfiere è stato sviluppato e quindi non rischia più di essere murato dai pedoni come nella variante precedente, qui il nero tranquillamente giocherebbe 6 e completerebbe lo sviluppo. La partita è proseguita così, quindi C5, che come dicevo prima è considerata una delle linee principali, e qui il bianco ha tante mosse per proseguire. Potrebbe proseguire con C3, quindi una mossa un po' più solida. Cavallo F3, però dopo cavallo F3 si svela anche l'idea del nero, perché il nero adesso potrebbe sviluppare il suo alfiere e poi successivamente chiudere, spingere il pedone in E6 per evitare di chiudere il proprio alfiere dentro la propria struttura. Quindi diciamo che con l'alfiere in C8, se io per qualche motivo spingo in E6 e poi mi ritrovo con questa struttura pedonale, la parte spiacevole è che l'alfiere in C8 soffre perché non ha più possibilità di spazio. In partita hanno giocato, quindi la partita è proseguita così: cattura in C5, E6, ovviamente l'idea è recuperare quel pedone, e il bianco gioca 3. Il nero non fa altro che recuperare il pedone in meno, e il bianco gioca B4, e questa si dice che sia una mossa per interrogare l'alfiere avversario. Quindi io adesso da bianco voglio capire cosa voglia fare il nero col suo alfiere. Se l'alfiere andasse in E7, da bianco ho già l'informazione che questo cavallo sicuramente non andrà in E7, e allora se il cavallo non andrà in E7 il cavallo dovrebbe andare in H6, però anche lì non è così chiaro, perché quando tu vai in H6 io magari ti catturo con il mio alfiere e ti rovino la struttura pedonale. Quindi la mossa più logica è senz'altro giocare alfiere B6. Quindi mossa di sviluppo per il bianco. Il nero gioca un'altra mossa molto interessante che è A5, sfruttando il fatto che la torre in A1 in questo momento non risulta essere difesa. Cosa vuole fare il nero? Se la mossa fosse qui il nero semplicemente cattura B4 e a questo punto, sfruttando l'inchiodatura, quindi passerebbe in vantaggio. Il bianco spinge, quindi in questo momento il bianco ha portato due pedoni nella metà scacchiera avversaria, quindi ha un piccolo vantaggio di spazio. La partita prosegue in questo modo, quindi cavallo E7 arrocco. E qui in partita hanno giocato cavallo G6 e qualcuno potrebbe chiedersi, cosa c'è di meglio che fare una mossa naturale come arrocco corto? E il problema di arrocco corto in questo momento è che una mossa come alfiere per H7 risulterebbe essere vincente. Alfiere per H7 è una coordinazione tra questi tre pezzi che prende il nome di sacrificio greco, dono greco, e dopo la quale se lui mi cattura di re io porto il mio cavallo in avanti, quindi mossa che do scacco, lui torna indietro e dopo regina H5 ho un'evidente idea di matto, perché adesso sto minacciando regina H7 matto, che potrebbe fare il nero. Magari il miglior modo è spostare la torre, però anche qui magari io catturo, ti do scacco, tu ti sposti, scacco di nuovo,
il re è obbligato ad andare da questo lato e ci sono tanti modi per vincere. Cavallo per e6 intrappola la donna, scacco matto la regina, quindi passerò in vantaggio. Oppure magari ti do prima lo scacco in h7, ti obbligo ad andare in f8 e dopo cavallo per e6. E anche qui do scacco, dopodiché ci sono anche possibili temi di matto, perché con il re va in f7, questo re è abbastanza scoperto, io ho una mossa che attaccherà come regina g7, ma qui diciamo che la semplice cavallo per d8 è più che sufficiente per vincere. Quindi il problema potrebbe dunque essere cosa accade se lui andasse qui. Ma anche dopo re g6 il bianco potrebbe proseguire con due mosse che sono molto interessanti. Sicuramente questa è una mossa che dà scacco, quindi già sto obbligando il mio avversario a fare qualcosa. E anche qui il problema è che se lui si spostasse in h6, io salto in h7 con la regina, scacco matto, la partita si conclude. E se andasse in h5 probabilmente lo stesso, perché ti do scacco, tu vai qui, e il re praticamente in trappola, e quindi potrei giocare o regina h3 matto, oppure qualche mossa che è più bella, tipo h3 matto. Quindi qui è evidente che questo re nero si trova circondato da pezzi bianchi. E allora a questo punto f5 è l'unica mossa possibile per difendersi. Su cavallo f5 probabilmente potrei proseguire con g4 e poi recuperare il pezzo, e la posizione del re del nero è chiaramente scomoda. Dopo f5 cosa accade? Diciamo che cavallo per e6 è una mossa che mi porta comunque a ottenere una posizione comoda, perché cavallo per e6 è un doppio, poi quel cavallo potrebbe anche saltare in f4 per dar scacco, potrei anche giocare regina g3. Questa posizione la consideriamo molto favorevole per il bianco. E allora prima di arroccare bisogna fare qualcos'altro, e quindi giustamente il nero gioca a cavallo g6 per evitare che alfiere per h7 risulti essere vincente. E a questo punto il bianco fa una mossa molto particolare. Io catturo questo alfiere e vi dico che la mossa più logica potrebbe essere questa. Solitamente quando abbiamo la possibilità di catturare un pezzo con due pedoni, il pedone con quale catturo è spesso il pedone che si sposta verso il centro. Però quale potrebbe essere la controindicazione? Magari qui il bianco continua con alfiere b2, arrocco, e la controindicazione di questa struttura pedonale è che il bianco ha un tema di matto abbastanza ricorrente, che è questo. Io cerco di saltare in g5 con il cavallo, chiaramente in questo momento non posso perché c'è la sua regina, quindi cerco di prepararlo un po' meglio. Quindi il tema di matto che dovrei cercare di creare, che è molto difficile da difendere, sarà questo: cercare di mettere un cavallo qui e poi saltare con la regina in h4. E dato che la minaccia di matto sarà evidente e lui non ha il pedone h che solitamente si sposta in h6 per evitare questo tema di matto, il bianco ha un gioco molto più facile. Infatti magari tornando indietro, probabilmente a questo punto alfiere f4 diciamo che accelera il piano che voglio giocare, perché l'alfiere difende il cavallo, a questo punto il mio piano è quello di dare scacco matto. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. La partita è continuata così, quindi il nero ha catturato col pedone F per G6 e qui il bianco ha fatto una mossa interessante come C4. Il giocatore che è in vantaggio di sviluppo, quindi qui il bianco realmente ha già sviluppato quasi tutti i pezzi e ha già messo il re al sicuro, non deve fare altro che aprire la posizione. Quindi la posizione il bianco cerca di aprirla il prima possibile, non c'è modo migliore che far C4, e dunque completa lo sviluppo con alfiere 6. Quindi cavallo C3, porto un pezzo per far pressione su D5 e a questo punto la partita prosegue in questo modo. Il ruolo importantissimo è quello dell'alfiere bianco, perché quest'alfiere in questo momento sta inchiodando il cavallo in C5, quindi questo cavallo non può andare molto lontano perché l'alfiere in B6 risulterebbe essere indifeso. Quindi cosa migliore che cambiare, cosa c'è di meglio che cambiare il pezzo più attivo del nero? Quindi torre di 1 ha semplicemente questa idea, il nero cambia la propria torre, però la cambia in D3 in modo da avere un pedone in D3 che chiaramente dà fastidio. Il bianco continua con le sue manovre, quindi cavallo in D2, occhio che la minaccia è giocare a cavallo C4. Quindi se io giocassi alfiere D7, il bianco semplicemente gioca a cavallo C4, sto attaccando un pezzo che non è difeso da nessuno, quindi questo alfiere probabilmente deve andare indietro perché devo difendere comunque il cavallo in C5, ma qui la mossa risolutiva è senz'altro B6. B6 è una mossa che taglia la comunicazione tra l'alfiere in E7, difensore del cavallo C5, e quindi quando questo alfiere andrà via io catturo.
Allora, al di là del pezzo in più, è evidente che questa è una posizione dove il nero sta soffrendo tantissimo perché la propria torre è chiusa dal proprio alfiere e non ho molto controgioco. È vero che ho questo pedone in D3 nella metà scacchiera avversaria, però è un pedone che è abbastanza facile da catturare. Quindi il bianco, dato che sta minacciando cavallo C4, provoca il nero la mossa cavallo D7. A questo punto il cavallo bianco salta comunque il C4 e anche qui notiamo che i pezzi del nero sono un po' incastrati tra loro. E l'unico problema del bianco è questo pedone D3, però come vedrete tra un po' è veramente facile provare a catturarlo. Altrimenti c'è un altro piano che poi è il piano abbastanza bello realizzato in partita, che quando il nero per completare lo sviluppo sposterà questo cavallo, io avrò un ingresso in B6 che chiaramente è molto fastidioso. Il nero prosegue con B6 e il bianco gioca a torre D1. Una mossa come alfiere B7, ovviamente io continuo semplicemente con torre per, e se lui mi sposterà il cavallo magari giocherò un ingresso di torre in D6, chiaramente fortissimo. Il mio cavallo bianco attacca il pedone B6 che attualmente è attaccato 2 volte, quindi non si può più difendere, e diciamo, nel momento in cui il bianco ottiene un vantaggio avrà anche il vantaggio di spazio, un vantaggio di attività, e a poco, giocando con attenzione, questa è una posizione che si riesce tranquillamente a vincere. Ok, dico tranquillamente, magari c'è qualcuno che dice ok, magari non vedo questo reale vantaggio, non sono così certo di riuscire a vincere. Facendo molta attenzione vi assicuro che questa è una posizione abbastanza facile da giocare. Ok, la partita prosegue in questo modo, il bianco salta col suo cavallo in B6, quindi il nero ha fatto una scelta pratica, cerchiamo di completare lo sviluppo e purtroppo a cambio di un pedone. Quindi situazione di materiale equilibrata, e quest'alfiere purtroppo soffre perché non ha tante diagonali dove andare. La partita prosegue in questo modo, A4 cerca di fissare magari il pedone in A3 per poi cercare di sfruttare in un secondo momento, o comunque dà anche questa casa d'appoggio al cavallo, quindi è chiaro che qui qualsiasi cosa faccia il nero ha una posizione difficile, perché comunque sul alfiere per B7 io potrei anche zamparmi, catturare questo pedone in A5, pedone in più, qui avrei anche 2 pedoni liberi e quindi il bianco si prepara ad avanzarli semplicemente per promuovere e vincere la partita. Quindi continua così, A4 per evitare di perdere quel pedone, il cavallo bianco raggiunge la casella di 6, raggiunge quella casella di avamposto, quindi una casella debole avversaria difesa da un proprio pedone, e quindi aumenta la sua forza. La partita continua in questo modo, il nero fa un tentativo di attivare il proprio alfiere ma il bianco lo limita subito, e a questo punto come ben sappiamo, comunque sia per chi non lo ha ancora chiaro, nei finali è importantissimo attivare il proprio re, quindi il re dobbiamo considerarlo un pezzo come gli altri, e qui c'è un percorso lungo la diagonale che aiuta il bianco ad aumentare il proprio vantaggio di spazio. Quindi la partita continua così, torre D7, re in 3, torre C7, e qui c'è una manovra veramente bella che poi permetterà al bianco di vincere, che è questa. Intanto il ruolo del re è importante perché mantiene il contatto col pedone D3 e quindi non permette al nero di sviluppare il proprio cavallo. Il re del bianco ha anche un altro ruolo, evitare che questo pedone nero fugga e possa creare delle complicazioni. Però in realtà c'è anche una terza idea, che è poi quella che si è verificata in partita, ossia questa torre ha fatto questo giro perché la sua idea è andare in C4, inchiodare il cavallo per poi attaccarlo con il re. Infatti dopo torre C4, limitando il possibile controgioco avversario, il nero qui è abbandonato. Di mosse non ce ne sono poi tante da considerare. Il bianco è una minaccia immediata con re D4, oppure un'altra minaccia potrebbe essere semplicemente la spinta del pedone in B6. Ad esempio, mossa qualsiasi, potrei fare B6, la torre deve mantenere il contatto col cavallo, altrimenti il bianco cattura quel cavallo e ottiene un vantaggio importante, quindi torre C6, ma a questo punto probabilmente una mossa come B7 è già sufficiente per vincere. Per quale motivo? Allora, se catturo di cavallo la torre è persa, se catturo di alfiere io semplicemente elimino l'alfiere e poi ritornerà lo stesso problema. E se invece voglio magari giocare in modo più estroso, fantasioso, magari cercare di calcolare un po' di più, chiaramente da approfondire anche
re di 4 oppure cavallo per A4. Comunque dopo questa mossa e questa manovra abbastanza bella di torre è comprensibile il perché il nero abbia abbandonato, perché perso il cavallo, il controgioco è praticamente nullo e quindi il bianco vinse. Sabrina Vega Gutierrez vinse questa partita e il primo turno di questo torneo valido per Norma di Maestro Internazionale. E spero che vi sia piaciuta, e questa partita, così come tutte le altre, le trovate a vostra disposizione in uno studio Lichess che trovate qui sotto nella descrizione del video. Grazie a tutti per aver visto questo video e appuntamento alla prossima. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!